120 centimetri di neve fresca in una condizione climatica di scirocco è la situazione che maggiormente allarma in queste ore tutto il Veneto, su cui incombe l'incubo dell'alluvione del 2010. L'ha detto aprendo il punto stampa il governatore Zaia. Le previsioni di ARPAV non lo stanno smentendo. Neve copiosissima sta cadendo da martedì sera anche a quote basse in tutto il Bellunese ed è neve pesante, tanto che l'allerta per le valanghe di grado 3 su una scala di 4. E il Piave dalle prime ore della mattinata ha confermato a Belluno la situazione preoccupante. Ecco, guardate questo tronco in mezzo al fiume, il colore scurissimo del fiume Piave non lascia presagire niente di buono, il livello dell'acqua si sta alzando e c'è preoccupazione proprio per il fiume perché in questo momento i venti di scirocco stanno impedendo all'acqua di defluire verso il mare. Più di una trentina gli interventi dei vigili del fuoco nella notte per i problemi causati dal forte vento che ha spazzato la provincia e in modo particolare la Valbelluna tra il capoluogo e Sedico. Piccoli smottamenti in città e fiato sospeso per gli abitanti di Borgo San Francesco, sui quali dallo scorso luglio incombe una frana. I sacchi di sabbia messi a protezione del versante all'altezza della curva di Viale Strasburgo sono in condizioni precarie, così come lo è la scarpata in frana nella parte alta dello smottamento che parte dal bordo stradale a Cavarzano. In Val Fiorentina i vigili del fuoco sono intervenuti con le pale gommate per rimuovere il materiale della frana che dalla scorsa settimana ha causato l'interruzione della provinciale fra Caprile e Selva di Cadore. Chiusi i passi dolomitici e obbligo di catene o gomme da neve per tutti i mezzi diretti a nord.